Un buongiorno, una buona domenica cari telespettatori e telespettatrici, eccoci con l'edizione del nostro telegiornale di mezza giornata che apriamo con la cronaca nera. Nuovo fatto di sangue a Udine, un uomo è stato accoltellato nella sua abitazione al civico 57 in un appartamento di un condominio di Piazzale Cella a Udine. Vedete le immagini che ci ha fatto pervenire pochi istanti fa la nostra Monica Tosolini. L'episodio è avvenuto attorno alle 3 di questa mattina. A colpire con diversi fendenti in varie parti del corpo sarebbe stata la compagna di un uomo al termine di una lite avvenuta in piena notte. La donna si sarebbe scagliata sull'uomo procurandogli numerose ferite. Sul posto al momento ci sono i carabinieri del Comando Provinciale per le Indagini e con la squadra rilievi assieme al magistrato di turno. Il ferito si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, mentre la donna, che a quanto pare sarebbe di origini straniere, è stata fermata per accertamenti. Gli investigatori stanno cercando di capire il movente dell'accoltellamento e lo stato dei rapporti tra i due. Pochi istanti fa ci è arrivata conferma che i rilievi sarebbero terminati, quindi nelle prossime edizioni vi daremo ulteriori aggiornamenti. E sono ancora in corso invece gli accertamenti dopo il ritrovamento di un 27enne trovato esanime dalla compagna. L'allarme era scattato intorno alle 19 di ieri in un appartamento in via Monrupino, laterale di viale Trieste a Udine. La giovane aveva chiamato il 112 che ha inviato sul posto il personale sanitario, ma per il ragazzo non c'era più nulla da fare. Sul suo corpo diverse ferite provocate da un'arma da taglio. Le volanti della Polizia di Stato hanno subito avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e anche in questo caso abbiamo le immagini girate dal nostro Marco Pasquariello. Sul posto anche la Polizia Scientifica e il magistrato di turno. Non è escluso che la Procura della Repubblica di Udine disponga l'autopsia sul corpo dell'uomo per delineare la dinamica dell'episodio che presenta ancora molti coni d'ombra. Un ferito grave trasportato in elicottero all'ospedale di Udine è il bilancio di 2 incidenti avvenuti questa mattina in provincia di Pordenone e Udine, in particolare nel prossimo servizio. 2 gravi incidenti stradali si sono verificati questa mattina a Montereale Valcellina e a Porcia. Il primo è avvenuto verso le 5 a Montereale Valcellina sulla SR 251 in località San Leonardo ed ha visto la fuoriuscita autonoma di un veicolo che ha terminato la sua corsa dopo svariati cappottamenti. I vigili del fuoco di Maniago ed il personale sanitario giunto con automedica, 3 ambulanze e l'elicottero hanno soccorso i 4 occupanti, uno dei quali, il più grave, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Udine. Il secondo invece è avvenuto a Porcia in via Molinata poco dopo le 7. Un'auto è uscita autonomamente dalla sovrastante autostrada terminando la propria corsa cappottata nel fossato limitrofo. Il conducente è rimasto incastrato all'interno. I vigili del fuoco di Pordenone con le attrezzature idrauliche in dotazione hanno provveduto a liberarlo dalle lamiere e assieme al personale sanitario di Pordenone, giunto con automedica ed ambulanza, lo hanno estratto dall'abitacolo. Un uomo belga di 64 anni ma domiciliato nelle valli del Natisone è caduto ruzzolando in un territorio di Savogna per una ventina di metri giù da una scarpata appena sceso dal camper che aveva parcheggiato nei pressi dell'agriturismo Vartacia. Si è procurato diverse escoriazioni e contusioni attraversando nella caduta un boschetto denso di rovi e una probabile lussazione ad una spalla sinistra. Sul posto sono accorsi 6 tecnici del soccorso alpino della stazione di Udine, i vigili del fuoco e l'elisoccorso regionale. L'elisoccorso ha sbarcato l'intera equipe medica con il tecnico di elisoccorso e ha effettuato una vericellata di 50 metri trovando il ferito che aveva fermato la sua caduta fortunatamente nei pressi di una traccia di sentiero. Aprirà a fine maggio all'autoporto di Pontebba un impianto carburante, soprattutto di metano gassoso e liquido, l'idrocarburo del futuro. Nell'intervento rientra anche l'adeguamento del fabbricato esistente per la realizzazione di stanze per il riposo settimanale degli autotrasportatori.
L'autoporto di Pontebba è stato inaugurato nel 1999 e si trova a 27 km dal confine italo-austriaco di Tarfisio-Coccau, di fronte al casello di Pontebba, lungo l'autostrada A23. L'intera area è pari a circa 26.000 m² ed è in grado di ospitare quasi 100 parcheggi per i mezzi pesanti. Fra poche settimane prenderà avvio un nuovo progetto, un progetto di iniziativa privata che è stato realizzato nell'autoporto di San Leopoldo, un investimento che ha portato un imprenditore altoatesino a investire in quest'area. C'è stato un bando alcuni anni fa, ormai 3 anni fa, da parte di Autovie per la concessione della superficie e lo sviluppo di idee progettuali per valorizzare e rivitalizzare l'area dell'autoporto, realizzando un distributore di carburante finalizzato soprattutto all'autotrasporto, dove diciamo che il carburante principale che verrà erogato è il gas LGN, è una nuova forma di carburante utilizzato per l'autotrasporto. Ma l'investimento non si fermerà a questa prima fase, che ha visto investire, come ho detto, 2 milioni di euro, ma si svilupperà ulteriormente. Abbiamo fatto una variante urbanistica per dare una nuova destinazione d'uso anche al fabbricato doganale, che diventerà un ristogrill, con anche la possibilità di pernottare per gli autotrasportatori. Partenza con il botto per la prima giornata di Sapori Pro Loco a Villa Manin, la kermesse regionale dell'enogastronomia. Soltanto ieri ha richiamato nella dimora dogale oltre 10.000 persone. Presidente, appena inaugurata la 19ª edizione di Sapori Pro Loco, ma già ieri l'avvio è stato un successo. Sì, ieri abbiamo avuto una giornata da brividi positivi, perché abbiamo superato le previsioni che noi abbiamo messo in programma, ci abbiamo previsto circa 10.000 presenze, ma soprattutto la cosa che mi preme sottolineare, la gente che ha voglia di stare all'aperto, di stare insieme, di riscoprire le amicizie, di ricostruire le relazioni sociali. Le persone hanno fatto le code con tutta tranquillità, hanno rispettato tutte le regole, l'ambiente, questo è il successo di Sapori Pro Loco. E poi ci sono 55 piatti, ma anche un ricco programma collaterale. Sì, proprio qui nella Barchessa di Levante, dove ci troviamo in questo momento, sono previsti una serie di eventi enogastronomici, corsi di degustazioni di birre, di vini, di formaggi, ma anche incontri culturali. Questa sera ci sarà la premiazione del concorso Iacunda Jazz, fatto in collaborazione con il Friuli, con la Società Filologica Friulana, nell'ambito proprio della Settimana della Cultura Friulana. Questo straordinario personaggio, a 100 anni dalla morte, si è fatto questo concorso. Poi sabato prossimo un importante concerto di solidarietà che sta portando avanti un progetto sull'autismo in Friuli Venezia Giulia, e sabato prossimo avremo questa orchestra, la Sound Orchestra, in cui suonerà ci sarà un violinista dell'Ucraina e una cantante ucraina per raccolta dei fondi dei bambini ucraini colpiti da autismo. Una quarantina di auto storiche tra 500, Alfa Romeo e Ferrari hanno sfilato questa mattina in piazza Primo Maggio a Udine per il 15° raduno Città di Udine organizzato dal Club Mezzo Mille. Fiat e Volkswagen, ma anche Alfa Romeo e Ferrari, 40 auto storiche si sono riunite questa mattina in piazza Primo Maggio per l'inizio del 15° raduno Città di Udine organizzato dal Club Mezzo Mille. Un tour per il Medio Friuli con partenza dai piedi del castello, il primo organizzato dall'associazione dopo i 2 anni di pandemia. Clacson e sirene hanno salutato il passaggio delle auto alla partenza in direzione Santa Marizza di Varmo, dove si è tenuta la seconda sfilata della giornata. Il club ha organizzato anche una serie di visite guidate per poi concludere la giornata a Ronchis. Un risveglio decisamente particolare per Udine, con tanti curiosi che si sono fatti fotografare accanto alle auto storiche. Basket, davanti a oltre 1000 tifosi, la Web Gesteco si è aggiudicata ieri gara 1 dei quarti di finale dei playoff di Serie B. Livorno battuto 75-51.
La Web Gesteco Udine Cividale si è aggiudicata ieri il primo punto della serie nei quarti di finale dei play-off di Serie B. I Ducali hanno battuto per 75-51 la Libertas Livorno in gara 1 dopo aver concesso i primi 20 minuti ai labronici, giunti in riva al Natisone con un nutrito gruppo di tifosi amaranto al seguito. Livorno infatti nella prima metà è andato anche a +4, però quando Battistini è salito in cattedra il match si è messo in discesa per i cividalesi. La Web Gesteco ha provato a scappare via nel primo tempo ma senza riuscire ad andare oltre il +5. Gli oltre 1000 spettatori hanno spinto la truppa di Pillastrini dopo l'intervallo, nel corso del quale è stata presentata a centrocampo la formazione under 19 d'eccellenza targata Faber. Battistini, Moha, Miani e Paesano sono questi gli attori protagonisti del break che ha consegnato i padroni di casa al 57-39 al 27esimo, che di fatto ha dato l'1-0 alla Web Gesteco. Perché nell'ultimo quarto è stata solo gestione fino al +24 finale, massimo vantaggio. Gara 2 si giocherà già lunedì alle 20:30, sempre al Pala Gesteco. Molto bene, termina qui l'edizione di mezzodì del nostro telegiornale. Io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese e fedele attenzione. Un saluto alla regia di Campigotto, al banco audio La Miscoria e se dovete pranzare, vista l'ora, buon appetito e alla prossima, arrivederci.